A Bibione, oltre a sommergere le spiagge, la mareggiata ha raggiunto anche piste ciclabili, aree verdi e alcune vie di accesso al mare, provocando danni ingenti. A Caorle ed Eraclea, la furia dell'acqua ha provocato danni alle strutture e alla scogliera di protezione, riuscendo a spostare anche massi di grandi dimensioni. Spetta ai sopralluoghi dei tecnici del Genio Civile di Venezia e Rovigo valutare quantità e gravità del maltempo che ha colpito la costa veneta. A Jesolo, dove la mareggiata ha spazzato via 30.000 metri cubi di sabbia, il presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco, calcola una prima stima dei danni. Diciamo che la stima si attesta all'incirca sotto il milione di euro, tra ovviamente l'erosione, la sabbia che è stata portata via e ovviamente anche alle infrastrutture tipo le passeggiate, ai chioschi e ai bagni. Ripristinare le dune per mettere in sicurezza l'entroterra è una delle priorità che dovranno essere affrontate immediatamente. Senza di queste sarebbe stato veramente un disastro e ne abbiamo appunto consapevolezza come è stata fatta 3 anni fa che non avevamo costruito la duna in questa zona e è entrato il mare proprio all'interno della città. Il sindaco di Jesolo, Christopher De Zotti, preferisce attendere la fine dello stato di attenzione prima di sbilanciarsi sulla stima di danni che potrebbero comunque superare il milione di euro. In ogni caso vorremmo comunque porre l'attenzione, e questo è un tema che riguarda non solo le amministrazioni comunali ma anche la regione, il tema della sicurezza idraulica che riguarda sicuramente la zona del litorale con l'approntamento di opere strutturali di difesa della costa, ma riguarda anche e soprattutto la difesa idraulica dei fiumi e dei corsi dei canali che meritano attenzione e investimenti molto importanti.